Dal 6 agosto scatterà l'obbligo per i ristoratori di controllare il Green Pass per consentire l'accesso ai locali dei clienti che consumeranno al chiuso. Il governo ha fornito un'applicazione e siamo andati a vedere come funziona e soprattutto abbiamo raccolto le perplessità di un imprenditore nel campo della ristorazione. È arrivata l'applicazione per controllare il QR code, un'incombenza in più per i gestori dei locali. Sì, un'incombenza in più, l'app funziona, l'ho provata, funziona molto bene, però la reputo un altro motivo di calo di fatturato. La difficoltà è che i clienti dovranno fornire questo codice a partire dal 6 agosto, voi dovrete controllarlo. C'è il timore che qualcuno si rifiuti, dica di no? Ma sicuramente, perché la gente è strana e molto varia. Il problema non è l'app fine a se stessa, il problema è che la gente ancora, c'è molta gente che non vuole vaccinarsi, per cui non potrà venire in possesso di questo pass e di conseguenza ci saranno discussioni su discussioni di gente che vuole entrare, che vuole mangiare, che vuole bere e però non è disposta a seguire la legge che impone questo pass. Il QR code, l'obbligo QR code inizia col 6 agosto, per cui tra pochi giorni. Per cui vedremo come andrà a finire. Io non voglio essere pessimista, però non ho questa grande felicità di questa cosa qua. Purtroppo bisogna stare alle regole di quello che il governo ci impone, ma speriamo. Siamo già stati ormai abbastanza bistrattati. La domanda è, quello almeno che ha detto il governo è: con questo sistema evitiamo le chiusure? Almeno questo vi regala una punta di ottimismo? Cioè, no, perché calando i fatturati le spese e i costi rimangono gli stessi, per cui non è un aiuto, è un ulteriore paletto che ci viene messo. Quindi non basta neanche, cioè l'ennesima oramai da 19 mesi, insomma, si continua a sopravvivere per il vostro settore. Ma sì, io la soluzione in tasca non ce l'ho. Mi rendo conto che anche il nostro governo non ha proprio fatto molto per la nostra categoria. Mi auguro che non dobbiamo più indebitarci, che non ci porti a un indebitamento superiore. La vostra attività è anche in Spagna, restando nei confini dell'Unione Europea, perché poi c'è anche ovviamente il Messico, ma in questo senso in Spagna com'è la situazione? Ma non è una bella situazione, anche lì il turismo un po' latita. Noi siamo ubicati in Catalogna. Catalogna ha abbastanza preso sul serio la cosa. Oggi come oggi la chiusura è a mezzanotte per quanto riguarda i ristoranti e a mezzanotte e mezza c'è il coprifuoco. Ma non c'è il QR code? No, per adesso non se ne parla, ma è verosimile che potrebbe arrivare anche in Spagna? Statisticamente sì. E anche di Green Pass ha parlato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, affrontando anche il tema del futuro dell'Europa. Presidente, allargamento dell'Unione Europea è un obiettivo importante, anche perché, insomma, come ha detto Maggioni, c'è il rischio che altri paesi prendano il sopravvento, altre realtà, insomma, Cina, Russia. E poi penso che il Friuli Venezia Giulia svolga un ruolo particolarmente importante perché sia storicamente ma anche pensiamo ai rapporti economici e culturali, il Friuli Venezia Giulia può essere un punto di riferimento e di collegamento per tutta quest'area. Quindi su questo noi stiamo anche lavorando come Regione proprio per tutte le collaborazioni, sia dirette per progetti condivisi, ma per esempio finanziamo molti progetti di cooperazione a livello regionale anche in quest'area del mondo, quindi ci auguriamo di poter essere utili alla causa. Green Pass scuola, si parla anche di un allargamento per quanto riguarda i trasporti, insomma le maglie iniziano a stringersi contro chi non vuole vaccinarsi, resta sempre il nodo tra Novax e Nobo, insomma chi magari ha dei dubbi legittimi. Ma guarda, i dubbi sul vaccino io voglio smentirli perché anche i dati che sono arrivati nella giornata di ieri dall'Istituto Superiore della Sanità testimoniano l'efficacia e la sicurezza del vaccino. Noi quindi su questo dobbiamo crederci e a raccontare la verità ai cittadini. Quando non si è vaccinati il rischio contagio aumenta, quando non si è vaccinati il rischio malattia grave aumenta moltissimo e rischiano anche di tornare a riempirsi gli ospedali. Per questo la campagna che stiamo facendo, e penso in modo anche capillare come Regione,
deve trovare una partecipazione sempre più importante da parte dei cittadini. Io sono contento che si torni a una vita normale, la vita normale è possibile grazie ai vaccini. Detto questo, io penso che anche il processo del Green Pass, come abbiamo anche proposto come conferenza delle regioni, deve essere un processo di accompagnamento, perché altrimenti la mia preoccupazione è che si vadano a radicalizzare le posizioni e questo non aiuta il successo della campagna vaccinale. Quindi io continuo a dire spieghiamo, utilizziamo il Green Pass per aprire quello che l'alternativa è chiudere, perché anche questo bisogna ricordare con forza che l'altro anno avevamo un'unica arma, quella di chiudere, e penso sia inaccettabile per il sistema economico e lavorativo del nostro Paese. Quindi utilizziamo il Green Pass per aprire, non per chiudere. Nel problema scuola c'è anche un problema trasporti? Su questo noi abbiamo detto, rispetto anche alle considerazioni tecniche che sono state fatte dalle strutture di tutte le regioni, che in realtà sui trasporti noi dobbiamo prevedere un riempimento all'80% dei mezzi per garantire il 100% di presenza. E su questo, come sapete, anche nelle misure che stiamo approvando in Regione con l'assestamento cercheremo di mettere anche dei finanziamenti per la mitigazione del rischio sui mezzi di trasporto del TPL. Ma il Green Pass su trasporto e scuola può essere anche questa una soluzione? Io utilizzerei cautela in questo momento sul Green Pass, dobbiamo coinvolgere le persone a partecipare alla campagna vaccinale, come dicevo. Io, come sapete, sono più che favorevole alla campagna vaccinale, a far partecipare le persone alla campagna vaccinale. Penso che ci siano fake news che continuano a girare, che è necessario smentire, ma ribadisco che in questo momento noi dobbiamo accompagnare il Paese e i cittadini e non alimentare tensioni. Togliere le panchine da Viale Leopardi non è la migliore soluzione per migliorare la vita in Borgostazione. La pensa così la maggior parte degli esercenti che questa mattina abbiamo intervistato per chiedere un commento sulla decisione annunciata ieri dal sindaco Fontanini. I commercianti anzi credono che la situazione potrebbe addirittura peggiorare. C'è chi ha anche paura e deve cacciare gli spacciatori dal proprio negozio. Vediamo. Poco verranno tolte alcune panchine del viale, potrebbe essere una soluzione per evitare delle situazioni spiacevoli? Sì e no, perché comunque il fine settimana ci sono le badanti, ci sono gli anziani che si siedono, però se sono occupati da questi personaggi che nonostante l'impegno delle forze dell'ordine al momento del loro intervento che li mandano via, dopo va via il volante, tornano a occuparsi i posti delle badanti, degli anziani che vogliono sedersi un attimo. Ci sarà anche il divieto di somministrare birra, alcolici. Ma lì hanno già risolto il problema, vanno in un'altra via, vanno nei supermercati e hanno già risolto perché sono sempre con le birre, quindi ci sono la mattina i ragazzi di colore che vanno a lavorare, sono molto bravi, cioè vedi che vanno a lavorare, c'è brava gente. Sono 4-5 personaggi che poi tirano altri dentro e creano questi scombussolamenti della zona, no? La situazione quindi non è migliorata? No, non è che non è migliorata, si vede che c'è stata una mano forte, sì, c'è stato qualcosa è migliorato, sì, senz'altro, è migliorato senz'altro. E dopo che hanno portato via tutti gli arbusti che c'erano in mezzo, non hanno migliorato la situazione, anzi hanno peggiorato perché i spacciatori, i delinquenti, anziché di, tra virgolette, nascondere dove potevano, no? Adesso si mettono davanti a me, sulla mia entrata, sui portoni, sedendosi tranquillamente, che anzi se gli diciamo per piacere di spostarsi, ci rivolgono anche in modo rabbioso. Ma le forze dell'ordine però ci sono? Lavorano? Ci sono, lavorano, però non abbastanza. Cioè loro sanno così tanto bene, quando arrivano scappano. Lei lavora proprio in questo viale, l'idea di togliere le panchine. Non sempre anche le panchine vengono usate per il modo che diciamo dovrebbe essere consentito, no? Perché si vedono magari anche persone a volte stese con delle bottiglie accanto di alcolici e via dicendo. Sì, maggiori controlli sì, si vedono sicuramente. Chiaro che anche le forze dell'ordine non possono essere 24 ore su 24 qui presenti. Paura no, c'è un attimino di timore, chiaramente perché non sai mai chi puoi incontrare al momento in cui si esce o si arriva in ufficio, insomma, ecco per noi. Lei in questo momento è seduta in questa panchina, ma tra poco verrà tolta, che cosa ne pensa? Io penso che non è giusto, purtroppo, perché sono all'aria aperta e sono anche persone anziane,
o malati che avrebbero bisogno di sedersi. Dopo lo stop imposto un anno fa dalla pandemia, il 5 settembre ritorna la Pordenone Pedala. La cicloturistica, arrivata alla 48esima edizione, farà tappa a Pasiano e Azzano. Pronti 5.000 kit con annessa mascherina. Ancora dubbi sulla possibilità della consueta pasta asciutta a Parco Galvani. La Pordenone Pedala, che in quasi mezzo secolo di vita si era fermata per la prima volta un anno fa a causa del Covid, tornerà a regalare il lungo biscione di biciclette, domenica 5 settembre. Quest'anno tante persone si sono vaccinate, speriamo che si vaccinino tutti quelli che si possono vaccinare, perché da qui a settembre probabilmente si stringeranno un po' le maglie della sicurezza. La storica cicloturistica partirà dal capoluogo del Friuli occidentale, da Piazza Risorgimento, ribattezzata Piazza Demetrio Morassi in onore dell'ideatore della manifestazione, facendo tappa a Pasiano e Azzano X per un totale di 44 km. Pordenone, Valle Noncello, Prata, attraversiamo un mobilificio, da anni attraversiamo delle aziende e la zona del mobile, il mobilificio San Giacomo ci ospita e la attraversiamo. Pasiano, perché Pasiano? Hanno dedicato una via al nostro compianto Demetrio Morassi, questa cosa ci è piaciuta tantissimo, abbiamo detto vogliamo venire a salutarla questa via. Fatta sosta Pasiano Classico Panino, andiamo giù a Azzano X e da Azzano X torniamo a Pordenone. Pordenone Parco Galvani, qui capiremo cosa succede, vedremo se l'Ariete ci potrà cucinare la pasta, altrimenti ci inventeremo qualcosa, ci saranno comunque le coppette per i bambini, le coppe per i gruppi, tutto quello che ci deve essere, in modo da avere la festa che abbiamo sempre fatto al Parco Galvani. Vedremo insieme cosa succederà da qui a settembre. L'organizzazione ha predisposto per ogni partecipante anche una mascherina all'interno del kit. Anche quest'anno particolare supporto è stato garantito dal Comune di Pordenone con l'assessore allo sport Walter De Bortoli e il sindaco Alessandro Ciriani. Riprende una manifestazione che ormai rappresenta un patrimonio della nostra città, una grande tradizione, questo serpentone colorato di persone appassionate alla bicicletta o semplicemente di uomini, donne e bambini che hanno il piacere di scoprire scorci, pezzi della nostra città e del nostro territorio che magari nella fretta quotidiana non riusciamo ad apprezzare. È una grande festa dove si sta insieme in amicizia e in serenità. Speriamo possa essere anche, come dire, il traguardo non solamente delle biciclette ma anche il traguardo per porre fine a questo periodo che ci ha un po' tutti stancati. Ci lasciamo un attimo per la pubblicità, torniamo subito dopo. Bentornati per la seconda parte di A Voi la Linea. Punta sulla completa trasformazione della ex caserma Pasubio il comune di Cervignano per offrire nuovi servizi e ampi spazi alla popolazione dell'intero ambito di questa zona della Bassa Friulana. Sul sedime dei vecchi spazi militari con progetti già finanziati sorgeranno una piscina coperta, una nuova scuola e il nuovo distretto sanitario. Sindaco, un importante progetto che sarà realizzato in un'area dismessa di una grande caserma non più utilizzata. Sì, dice bene, questa è un po' la grande scommessa di questa città. Noi abbiamo ereditato una grossa realtà, 14 ettari di ex caserma. L'abbiamo ereditata così com'è, così com'era. E in questi anni abbiamo agito sulla stessa per sviluppare una importante progettualità. Innanzitutto abbiamo già abbattuto 2 grandi capannoni presenti nella stessa e al posto di questi 2 capannoni, nella zona a ridosso del cavalcavia di Via Chiozza, verrà realizzata una scuola che noi chiamiamo innovativa perché è finanziata dal MIUR con 5 milioni ed è una delle 50 scuole innovative che hanno vinto un concorso nazionale. Quindi sarà una scuola innovativa che prenderà il posto del nostro ITI Malignani, che è attualmente in una sede che risente del peso degli anni e di problemi anche di ordine sismico.
Continuando nella stessa zona a cavallo sotto, diciamo, il cavalcavia di Via Chiozza, stiamo per realizzare una rotatoria che consentirà quindi l'ingresso nella zona, in questa zona scolastica, nella zona sportiva che è lì a ridosso, e nella parte opposta nella nuova strada che realizzeremo per la realizzazione della nuova stazione delle Corriere che realizzeremo a ridosso della stazione ferroviaria. Proseguendo nella progettualità del sito dell'ex caserma, arriviamo alla piscina centro benessere, la cui gara d'appalto sta per partire e che sarà un progetto realizzato con il sistema del leasing finanziario, uno strumento innovativo che prevede la partecipazione pubblica e privata. Quindi sarà un'importante infrastruttura che ci piace definire a carattere mandamentale, perché non sarà solo dedicata naturalmente ai cittadini di Cervignano, ma a tutta la bassa friulana, che rappresenta un'importante realtà anche dal punto di vista della popolazione. Ancora nell'ex caserma abbiamo una progettualità che riguarda la realizzazione di un nuovo distretto sanitario, anche questo già finanziato dalla Regione, che prenderà il posto del distretto sanitario che oggi è all'interno di un immobile non più funzionale dal punto di vista dei parcheggi e di altre problematiche. All'interno di tutta questa realtà non ci saranno percorsi viari per le automobili, ma si circolerà soltanto a piedi. Stiamo realizzando un piano del verde con l'Università di Trieste perché non ci sia niente lasciato al caso. È una cosa così importante per questa città che vogliamo realizzare e pianificare bene. L'abbiamo già pianificato dal punto di vista urbanistico, oggi si tratta di iniziare il percorso realizzativo. La cosa importante che voglio dire è che tutte queste opere hanno già un finanziamento, quindi non sono sogni, ma sono elementi reali che nei prossimi anni, con i tempi, ahimè, del pubblico, che sono tempi infiniti, però alla fine il pubblico arriva sempre al bersaglio, ci mette un po' di più, però alla fine si riesce. E io credo che sarà veramente una cosa importante per Cervignano, perché rappresenta effettivamente quello che sarà il domani di una fetta importante dell'abitato. Sono 14 ettari, quindi i cervignanesi avranno un luogo di servizi veramente importanti. Cervignano è una città di servizi. Andiamo adesso dalla nostra Paola Treppo, che si trova in centro a Codroipo, dove sono aperti i cantieri nella ex sede della Pretura per la realizzazione di un ascensore. Sì, Monica, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo con l'assessore ai lavori pubblici Bianchini del comune di Codroipo per raccontarvi un po' la storia, anche i lavori che sono in fase di esecuzione in un edificio di proprietà municipale che ha veramente una lunga storia, che adesso sarà accessibile tra breve anche alle persone diversamente abili, grazie a un intervento particolare. Buongiorno Assessore. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi siamo qua davanti a un importante fabbricato del comune di Codroipo, ex sede municipale all'inizio proprio agli albori del comune di Codroipo, che ha avuto diverse trasformazioni e diversi utilizzi. Inizialmente è stata per lungo tempo sede municipale, poi successivamente sede della Pretura e successivamente poi anche ufficio del giudice di pace, poi successivamente anche del catasto decentrato e attualmente utilizzato dagli uffici comunali dei servizi sociali, culturali e sportivi. L'intervento in oggetto in particolare, visto anche il pregio del fabbricato, era quello di renderlo definitivamente utilizzabile alle persone diversamente abili, quello che è un progetto anche più generale su tutte le strutture comunali, ma in particolare a questa, vista la sensibilità e la particolarità del suo utilizzo in merito ai servizi forniti, sportivi, scolastici, in cui moltissime persone, anche bambini, devono accedere a questa struttura. Quindi è
stata completamente demolita una scala elicoidale che non aveva nessuna più funzionalità sotto questo aspetto di accessibilità, e sarà realizzato un nuovo ascensore con una scala a forma regolare con un investimento che è pari a circa 150.000 euro complessivi. Questo è l'oggetto del progetto, quel che si fa al paio anche con un progetto più generale, che è quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche con il famoso PEBA, che stiamo realizzando e stiamo portando avanti ormai da diverso tempo, che ha avuto alcuni ritardi nell'ambito della causa il Covid, e quindi ha avuto dei ritardi di realizzazione, che sarà poi uno strumento fondamentale per l'abbattimento e la fruibilità di tutti, l'accessibilità di tutti gli edifici comunali, non solo, anche dei fabbricati commerciali e di attività pubbliche in genere. Ecco, quindi un intervento relativamente di costo contenuto, però fondamentale per un edificio che, con tutto rispetto per la sede ufficiale del comune, quella principale della piazza, si può considerare un po' edificio di rappresentanza a livello storico. Sicuramente sì, ma soprattutto anche il valore del servizio di contenuto nella struttura stessa, che sono servizi molto importanti per l'amministrazione comunale, come i servizi sociali e i servizi scolastici, sportivi e associativi, che sono il fulcro e la base in cui su tutte le amministrazioni comunali basano poi la propria attività verso chi è il cittadino, l'utilizzatore principale di queste strutture, e quindi diventa un punto fondamentale di riferimento anche sotto l'aspetto, insomma, la posizione centrale stessa della struttura. Allora, grazie all'assessore ai lavori pubblici del comune di Codroipo, grazie all'amministrazione per questa attenzione rispetto alle persone diversamente abili, anche tutti i bambini. Allora, qui dalla parte più grande, più centrale, diciamo, di questo centro del Medio Friuli, ti restituisco la linea, Monica. Grazie Paola, cambiamo location. Tutto ruotava attorno alla stufa, dove il fuoco era sempre acceso per preparare i cibi e per riscaldare l'ambiente. Nel museo della Casa Resiana, grazie a un meticoloso lavoro di recupero e di ricerca, è stata riallestita una vecchia abitazione usata fino a metà del secolo scorso. È composta unicamente da 2 stanze, la cucina e la camera da letto, separate da una scala esterna. L'abbiamo visitata per voi. Questa casa racconta come si viveva un tempo in Varresia. Sì, qui al Museo della Gente della Varresia abbiamo questa ricostruzione di una cucina tradizionale, diciamo, del periodo relativo agli anni 1920-30, diciamo, primi Novecento del secolo scorso, e una camera da letto. Nella cucina abbiamo voluto diciamo, mettere quel mobilio e quegli oggetti che in genere si usavano allora. Naturalmente si tratta di mobilio povero, anche perché era molto essenziale. Il centro della cucina era sicuramente la stufa. Qui abbiamo la stufa fatta in mattoni. Prima di queste stufe in genere c'era solo il fuoco per terra. Ciò comportava, insomma, di vivere in un ambiente dove c'era il fumo. Fino agli anni 30 del secolo scorso, ecco, c'erano ancora alcune case in valle che avevano solo il fuoco per terra. Poi con l'arrivo di queste stufe e dei camini c'è stato diciamo, un salto di qualità notevole come tenore di vita, diciamo, all'interno delle cucine. La cucina, cioè la stufa, era il centro, no, della casa, c'era sempre il fuoco perché c'era bisogno di avere il fuoco per preparare i pasti, quindi il fuoco era sempre presente. Poi all'interno della cucina abbiamo anche altri elementi d'arredo, sicuramente vicino alla stufa ognuno aveva il club, che sarebbe la panca. In genere poi tra la stufa e la panca veniva inserito un'altra, tipo una piccola tavola, chiamiamola così, e quel posticino veniva usato, non so, per i bambini piccoli magari, o per gli anziani, o per qualche ammalato, così stava vicino al fuoco, che era il luogo più caldo della casa. Poi c'era la mensola, e sulla mensola naturalmente erano apposti i piatti e altro vasellame, e poi con dei ganci, sui ganci che facevano parte, ecco, di questa mensola, venivano appesi i secchi, e con quelli si andava al torrente a prendere l'acqua. E poi naturalmente una serie di paioli, quelli medi, diciamo, per preparare la polenta, quelli piccolini per preparare il caffè e latte o riscaldare il latte, o quelli più grandi che erano per preparare il formaggio
o per preparare il pasto agli animali. Poi sicuramente un piccolo tavolo, qualche sedia, una piccola vetrinetta completava l'arredo delle cucine. Sopra la camera da letto, da cosa era composta? Sì, abbiamo anche la ricostruzione di una camera da letto, anche qui troviamo alcuni mobili, gli essenziali, ciò che serviva, quindi il letto, la cassapanca, poi in genere c'era la culla e una piccola mensola con degli appendini dove si appendevano in genere gli abiti, che non erano molti perché generalmente erano due, quello che si usava ogni giorno e quello per la festa. Ecco, il letto, questi mobili in genere venivano preparati in paese, quasi tutti i paesi avevano il Tischler, ovvero il falegname. Le essenze che si usavano erano per lo più, diciamo, il ciliegio o il noce. E poi per i materassi venivano utilizzati i pörje o gli scus, credo in friulano, credo siano scus, ovvero le foglie delle pannocchie. Il contenuto di questi materassi ogni anno veniva lavato. Mi ricordo anche da piccola, nelle giornate di pioggia venivano stesi dei teli, su questi teli venivano messe le foglie, restavano lì per 1 o 2 giorni a prendere appunto tutta la pioggia, poi venivano asciugati e rimessi in questi sacchi. Le lenzuola, ecco, anche come museo siamo riusciti a conservare le lenzuola realizzate con il lino e con la canapa, e poi una serie di lenzuola che abbiamo un po' più recenti con le decorazioni, con i ricami che in genere le ragazze si preparavano come dote, che rendevano più bello il letto. Ecco, con le piccole cose si cercava di rendere più bello e più accogliente la casa, quindi la camera e la cucina. E anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.